era il 1978 e per uno che veniva da Ponso vedere che cosa capitava era qualcosa di diverso anche rispetto a quei fatti vissuti a Este, dove esisteva un centro con le scuole medie superiori, dove si respirava fra Este, Monselice e Battaglia comunque un'animosità politica che aveva dei contorni per un ragazzo molto indefiniti. Quella era una stagione nella quale invece stavano capitando dei fatti che attraversavano l'intera società, non erano un fenomeno legato esclusivamente all'ambiente studentesco, ma si trattava di un movimento che poi durante la serata andremo a definire e a identificare sempre meglio, di un movimento che attraversava l'intera società in tutte le sue strutture, in tutte le sue fabbriche. Qualcuno ricorderà l'Utita di Este, la Galileo di Battaglia, e questo movimento, questo qualcosa di indefinito, almeno per quelli che erano i miei occhi, in realtà era un qualcosa che stava crescendo sotto forme diverse. Dei fatti erano già accaduti e quello che io vedevo, quello che vedeva un ragazzo in quei tempi, erano già i frutti di un qualcosa che era stato precedente nel tempo e che ormai si andava definendo in un clima di intimidazione nelle fabbriche rispetto ai capi reparto. Erano già successi dei fatti criminosi proprio nell'ambiente operaio, succedeva all'interno dell'università, succedeva all'interno delle scuole medie superiori. Qualcuno di voi ricorderà la Fusinato, che solo il nome faceva ricordare tutti quei momenti che precedevano delle azioni che in realtà non erano forme di protesta da parte di giovani studenti che si ispiravano al 68, ma erano già pezzi di un'azione che rientrava all'interno di una strategia che si manifestava in varie forme, ma che era comunque legata da un qualcosa di ben più concreto che non una vaga appartenenza ideologica. Padova e la sua provincia è stata un'area geografica nella quale noi pensiamo ai fatti di sangue più clamorosi, ma in realtà c'erano tantissimi fatti, attentati minori, ma che rientravano in un'unica grande strategia. Era una strategia che partiva da lontano. Questa sera andremo un po' a identificare quanto lontano, e che a Padova trovava una sintesi fra i vari stadi di questa strategia. Se da un lato vi era chi aveva già scelto il partito armato, dall'altra c'era qualcuno che attorno a questo partito armato creava un'area di simpatia. Accanto a queste azioni vi era chi andava a identificare e a collocare dei proseliti. Accanto a queste azioni armate vi era una legittimazione di tipo culturale e politico che forniva e sfruttava i fatti criminosi in funzione di un domani che secondo le loro strategie era sempre più presente e che avrebbe dovuto portare a un collasso dello Stato, a un riconoscimento della lotta armata e, secondo il loro punto di vista, secondo le loro idee, secondo la loro strategia, alla rivoluzione. È un mondo che non si è concluso con quei fatti che poi vanno a segnare nel sequestro Moro il termine o il momento comunque di svolta, ma sono fatti che poi hanno un loro proseguo e che arrivano molto vicino a noi. Oggi, giustificandosi per l'assenza questa sera, un mio amico, un docente universitario, mi ha detto che un suo collega
che tratta materie di tipo istituzionali, da qualche giorno è sotto scorta. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché in fondo si pensa sempre a dei fatti molto lontani, a dei fatti che appartengono, insomma, per la realtà padovana quasi alla storia, ma che invece non è così. Non è così, e sono fatti che hanno radici che invece di essere nel passato in realtà sono anche nel nostro presente.